No, comunque sì, tipo confermo che potremmo parlare Cioè, un'infinità. perché ci sono delle cose che vorrei dire che andrebbero fuori tema e quindi dico, cioè, mi tengo perché Tra va l'altro, bene. la cosa più interessante di tutto ciò è che la connessione non cade. Sono felicissimo di aver fatto questa combo tra il mio telefono e la connessione di casa. Tipo, mi sento un mega hacker con la doppia linea telefonica. Allora, Matteo, siamo arrivati alla terza nostra puntata. Sono felicissimo del percorso che stiamo facendo. Come vedi, i miei capelli stanno esplodendo di volta in volta. Prometto che prima o poi me li sistemo, però va bene, dai, intanto eventualmente mi taglio con la ripresa. Sto un pochino altino. Ti volevo ringraziare, ecco, del percorso che stiamo facendo e di tutti gli spunti, insomma, che stai dando. Secondo me sono sicuramente frutto di riflessione tua, di studio, e comunque le trovo tutte particolarmente interessanti e soprattutto molto moderne e molto contemporanee. Cioè, per quanto siano magari anche delle ricerche, dei pensieri che esistono da tempo a tempo, tu mi citavi filosofi e ricercatori anche di non 10 anni fa, per capirsi, ma ben di più, e comunque le trovo tutte molto molto contemporanee come concetti. Mi piacerebbe affrontare un altro tema che so che a te è molto caro, che è il tema del cambiamento, tema che penso oggi è evidente a tutti. Cioè, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, abbiamo dovuto rivoluzionare le nostre vite, abbiamo dovuto cambiare idee, abbiamo dovuto cambiare abitudini, cambiare stili di vita, anche cambiare lavoro, perché effettivamente è successo anche questo. E volevo chiedere un attimino, te cosa ne pensi del cambiamento, se intanto anche te l'hai affrontato in questo ultimo periodo, e soprattutto, ecco, se c'è un significato un pochino più profondo oltre al o faccio questo o faccio quest'altro. Chiaro, beh, intanto grazie Andrea, grazie per l'ospitalità e devo dire che anche per me è un immenso piacere ogni volta poter scambiare qualche idea con te. Allora, il cambiamento è senza dubbio un bel tema, molto ricorrente, anche questo come la felicità sembra sempre un po' banale, e invece è un tema che dietro ha un sacco di cose, un sacco di valutazioni che si possono fare e nel percorso che stiamo facendo si innesta bene perché siamo partiti dalla felicità, abbiamo intrapreso un viaggio che è passato attraverso la cura di sé come strumento per conoscerci meglio e quindi per arrivare a una conoscenza, a una consapevolezza che ci possa portare poi a una condizione di autorealizzazione, cioè di realizzazione di quello che è di quello che siamo noi, il fatto di riuscire a dare un senso alla nostra vita e per fare tutto questo tragitto nella direzione che ci siamo dati, certo bisogna anche affrontare uno o più momenti di cambiamento. Quindi il cambiamento come tema di oggi, secondo me, ci sta benissimo col percorso che di cui stiamo parlando, ma il cambiamento è qualcosa che è sempre presente comunque nella nostra vita. Certo, quest'anno è stato un po' particolare e quindi di cambiamenti ne abbiamo dovuti vivere tanti, cambiamenti rispetto al nostro stile di vita, se pensi magari a quanto ci muovevamo prima e a quanto poco ci possiamo muovere adesso. Hai detto un cambiamento anche legato al lavoro, perché anche chi non ha perso il lavoro e magari è stato un po' più fortunato ha cambiato modalità di lavorare, Esatto. perché pensa allo smart working piuttosto che all'alternanza di queste casse integrazioni e anche il cambiamento di vita relazionale e familiare, perché noi eravamo abituati tutti ad uscire di casa e a ritrovarci la sera e adesso invece siamo ritornati a vivere un po' con il concetto, se vuoi, di famiglia che avevano i miei nonni, sempre tutti assieme, sempre tutti dentro casa. Vero. E quindi questi sono stati assolutamente tanti cambiamenti. Il cambiamento comunque, a prescindere da questo periodo storico che stiamo vivendo, è qualcosa di sempre presente nella nostra vita. Se pensiamo anche solo biologicamente, io oggi sono una persona diversa rispetto a ieri, perché una parte di me è morta e Vero. una parte di me si è rigenerata. Quindi io cambio in continuazione, tutti cambiamo in continuazione. Il professor Nardone, in una frase, diciamo, un po' storica, che poi viene ripresa un sacco di volte, dice: in natura non esiste nulla di più costante del cambiamento. Verissimo. Cioè, il cambiamento è sempre presente nelle nostre giornate, nelle nostre vite, da quando nasciamo a quando poi moriamo.
E parlando di cambiamento, potremmo dire che ci sono due grandi cambiamenti, due grandi categorie di cambiamento che solitamente ci troviamo ad affrontare, che sono per esempio il cambiamento che ci arriva, e quello è tipo uno tsunami, è tipo Ok, un treno addosso, un camion, perché è quel cambiamento che non hai richiesto, quel cambiamento che non è voluto, se vuoi, e che quindi un pochino subisci. E poi c'è l'altra categoria invece di cambiamento, che è quello che noi invece ricerchiamo, quindi quel cambiamento voluto. E quindi potremmo partire ad analizzare il cambiamento proprio partendo da queste due macro categorie, ok. quello che arriva, quello che vogliamo. E sono cambiamenti, se vuoi, che siamo portati ad affrontare in Ascolto, maniera era, diversa. era solo un attimo, si era un attimo piantata la camera, ma nessun problema. Ah, ok, ok. Anche questo è un Quello non cambiamento. è un cambiamento, ma quello è proprio staticità. È un cambiamento della condizione. E quindi il cambiamento che ci arriva e quindi che ci viene addosso, e quindi quello che non abbiamo cercato e che, se vuoi, è anche quello che a volte spaventa un pochino di più, è quello invece che cerchiamo, perché quello che ci viene addosso, quello che subiamo, la perdita di un lavoro, la perdita di un affetto, un cambio di vita radicale che arriva e che non hai scelto, è comunque una bella scossa, Anche ma può perché essere bella. in generale il cambiamento fa un po' paura. Cioè, io lo dico in primis, comunque il cambiare, effettivamente andare a una cosa che non sai dove stai andando, comunque genera sempre un po' di ansia, un po' di paura. Cioè, penso che sia anche un po' normale. Allora, senza dubbio, quando noi cambiamo abbiamo sempre queste sensazioni qui, no? Perché è un po' il lasciare ciò che conosci per andare verso l'ignoto. Esatto. No, mi pare di aver letto tempo fa che la paura legata al cambiamento è un po' paragonabile alla paura di morire. Nel Ok. senso che nel momento in cui tu affronti un cambiamento è appunto un lasciare quelle che sono le tue certezze per affrontare qualche cosa di ignoto. È come Ok, se molto tu, in interessante. un certo senso, perdessi la tua identità Ok. per ritrovare un'altra nel momento in cui il cambiamento è avvenuto. E questa cosa spaventa, questa cosa assolutamente spaventa, cioè il perdere la nostra identità è qualche cosa, perché noi siamo, se vuoi, ci riconosciamo anche nella nostra identità, e quindi perderla per diventare qualcos'altro senza dubbio crea paura e crea ansia, a prescindere dal fatto che il cambiamento sulla carta ti porterà in una condizione migliore Sì, 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 rispetto. esatto. Quindi uno dice che è una paura stupida, perché è una paura, se vuoi, legata a qualche cosa che ti porterà a stare meglio, però è quella cosa ancestrale che comunque sentiamo dentro, ed è un po' legato anche al concetto, se vuoi, di uscire un po' dalla nostra zona di comfort. Infatti stavo pensando a quel tema lì, no? La classica comfort zone ed uscire fuori. Effettivamente tu quando sei nel tuo, in cui tipo appunto non c'è stress, in verità non stai cambiando, e penso che il tuo corpo è una specie, il tuo corpo e la tua mente è una specie di, come dire, risparmio energetico in cui sai che devi fare anche poca fatica, perché comunque sai sempre quello che c'è dietro l'angolo, non c'è mai nessun tipo di novità che può essere negativo dal punto di vista creativo, progettuale, esperienziale, però effettivamente dal punto di vista, come dire, di stabilità, ti garantisce, ecco, quel minimo sforzo e del massimo risultato. Quindi effettivamente è molto legato, penso, a questo tema. È un po' vivere con il pilota automatico, se Esatto, vuoi. Quindi sai esattamente muoverti nel tuo ambiente, sai quali sono limiti e opportunità del tuo ambiente, esatto. e resti in quella mappa che tu conosci benissimo. Però noi sappiamo che vivere è anche muoversi vuol dire anche fare nuove esperienze, anche andare oltre quelle che sono, diciamo, quelli che sono i limiti di questo momento. E qui penso magari un pochino a te. Io so che tu hai fatto un passaggio da anni fa ormai, da lavoratore dipendente a lavoratore in partita IVA, a freelance, e Sì, lì per sì, chiaro. esempio sono sicuro che tu abbia dovuto fare un salto
è un'uscita da una zona di comfort, e lì per esempio mi viene da chiederti quali sono state le tue paure e come hai affrontato questo cambiamento. Più che altro la leva, quando è successo appunto quel passaggio che comunque è stato abbastanza naturale, ma come tutte le cose appunto c'hai tutte le paure, anche perché comunque non sai dove stai andando. Penso che la leva che mi ha portato a fare un certo tipo di percorso cioè il pensiero è stato: se io continuo a fare questa cosa qua per 20 anni, 30 anni, sarò felice o rischio di perdermi troppe cose? Quindi il mio ragionamento non è stato ho paura tanto dei problemi che potrei avere domani, ma ho paura di perdermi tante occasioni, o un percorso creativo, un percorso di amicizia, un percorso, insomma, capiamo, in più sfumature, e quindi il concetto era sì una paura, effettivamente c'è stata una paura dentro di perdere un qualcosa a lungo periodo, non tanto la paura di non riuscirci nel breve. E quindi la mia molla, dal punto di vista lavorativo, ma penso che questa cosa qua potrebbe essere anche legata a una relazione, cioè sono assieme ad una persona che magari tipo stai mediamente bene, ma la domanda da farsi è: ma se questa cosa qua dura 50 anni, 60 anni, cioè effettivamente il rischio di perdere determinate occasioni, determinati momenti è di più della garanzia di quel momento di quiete che magari ti stai generando. Lavorativamente parlando, comunque io il mio equilibrio più o meno ce l'avevo, però è stata proprio questa paura di perdermi dei pezzi, cioè una paura di non sfruttare abbastanza me stesso, cioè sapevo che potevo dare un pochino di più, ma oltre a questa cosa qua proprio la paura di non rischiare, cioè di arrivare dopo 10-15 anni, perché effettivamente ogni età secondo me ti puoi prendere anche dei rischi, cioè è chiaro che a 50 anni fai dei ragionamenti che a 20 anni non fai e viceversa, e appunto, dato che comunque quando è iniziato il mio percorso non mi ricordo quanti anni avevo, siccome ne avevo tipo sui 24, 23, giù per di là, comunque insomma, comunque c'hai un pochino quel lungo periodo davanti a te che dici cacchio, tra 10 anni, cioè effettivamente se mi immagino ancora qui o in questo tipo di condizione un po' strettino mi rimane, quindi non c'è tanto il tema di economicità, non c'è il tema di spazio, ma c'è proprio il discorso delle occasioni che puoi aver perso, e tuttora appunto sono felice, però riconosco che è stata proprio la leva delle occasioni mancate quello che mi ha fatto fare un certo tipo di percorso lavorativo. E in verità è una leva che molto spesso, quando mi capita di affrontare dei progetti che magari non ho mai affrontato, il mio pensiero è: ho paura perché effettivamente non so dove devo andare, ho paura di farmi malissimo perché devi conoscere un sacco di cose, devi investire dell'attrezzatura, devi investire anche su te stesso, sul modo di porti, eccetera. Ma se ce la faccio, quante occasioni mi si aprono davanti, e quindi, capito, la paura di quel progetto diventa veramente microscopica perché cerco già di vedere, capito, un pochino più avanti. Quello può essere assolutamente, diciamo, la molla per vincere magari questa condizione di paura che, se vuoi, spesso è legata anche appunto alla paura di fallire, alla paura del giudizio. Sai, dici mi metto in cammino verso questo nuovo traguardo, faccio questo cambiamento e se va male cosa diranno gli altri? Che poi c'è tantissimo il tema del fallimento nostro, cioè come lo viviamo noi, come lo si vive all'estero, che vabbè, immagino tipo ormai sia abbastanza evidente a tutti che se fallisci, diciamo, nella nostra tipo di mentalità, hai perso un'occasione e quindi, tra virgolette, sei il perdente. Viceversa, ci sono altre culture, questo molto, diciamo, nella parte più americana, che se fallisci in verità hai avuto una grande fortuna perché hai avuto un dono di capire dove, cioè il fallimento è positivo quando capisci dove hai sbagliato e quindi hai questa mega opportunità di non ripetere più quel tipo di errore, ed effettivamente abbiamo, come dire, due percezioni molto diverse di questo tipo di argomento. È vero, mi ha fatto venire in mente una cosa che ho letto, che ho riletto in questi giorni, che mi è capitato di leggere in questi giorni, legata a Thomas Edison, ok, industriale, no? E leggevo questa cosa dove praticamente, poi non so se la storia sia un po' romanzata oppure no, perché sinceramente non so come sia andata, però leggevo praticamente che Thomas Edison per arrivare alla sua lampadina
in realtà non è che abbia fatto un tentativo, 2 tentativi, 10 tentativi, e non è che sia stata una cosa che è durata delle settimane o dei mesi. Lui ci ha investito degli anni e pare che abbia registrato 1.000.000 di brevetti con 2.000 tentativi. Penso anch'io, adesso non mi ricordo esattamente il numero, ma era tipo un numero esagerato di tentativi. Veramente grande. E la cosa che mi ha colpito di più, e ripeto, non so se è romanzato o meno, è quella frase che lui ha detto quando gli hanno chiesto come si fosse sentito a sbagliare per 1999 volte e poi arrivare alla 2000esima volta effettivamente a trovare la soluzione al problema che avevo in testa. E la cosa illuminante che lui ha detto, e che fa proprio il paio con quella che dici te, anche con l'approccio culturale, è che lui ha detto: io non ho sbagliato 1999 volte, io ho trovato 1999 soluzioni per non fare una 90.000. Esatto, ma che incredibile. Questo cambia veramente, cioè cambia veramente la prospettiva, perché se uno affronta ogni tentativo andato male come un fallimento, come un proprio limite personale, come appunto un giudizio negativo nei propri confronti, non sono sufficientemente bravo, non ce la farò, questa cosa non è per me, e avanti così, senza dubbio entrerai in un loop negativo per cui non è che tu avanzerai, ma tu a un certo punto resterai fermo, immobile, perché avrai paura di fare qualsiasi cosa. Se tu invece affronti questa cosa con l'idea di sono delle opportunità di imparare, ok? Anche lo sbaglio è un'opportunità di imparare qualche cosa. Chiaro, dopo magari meglio non ripetere 2 volte lo stesso errore, e fino a qua siamo d'accordo tutti, però quell'approccio anche culturale di cui dicevi, di cui parlavi tu prima, senza dubbio può fare la differenza. Che poi, tra l'altro, ho letto ancora un po' di tempo fa, non so se tu l'hai letto, la biografia di Andrea Gassi. Sì, assolutamente. Che secondo me, tipo, anche quella è molto interessante. Vabbè, è la classica biografia, per chi non lo conosce, di questo sportivo campione del tennis, ha fatto imprese incredibili, con una storia incredibile. Infatti non vorrei spoilerare niente per chi lo deve ancora leggere, però diciamo che dal punto di vista della crescita personale lui ha avuto un imprinting fortissimo dei genitori, anzi del padre, che lo obbligava a diventare il miglior campione di tennis già quando era piccino, e pian piano c'è questo sviluppo personale che è a cavallo tra il genio ribelle, per comunque ha delle capacità effettivamente esagerate, ma c'è questa battaglia continua, non tanto con gli altri, e questo tra l'altro è molto interessante anche dal punto di vista sportivo, ma tanto con se stesso. Quindi effettivamente il tema del cambiamento, secondo me, forse il nemico numero 1 sei te. Non so se tipo anche questo può essere una buona percezione, però guarda, sempre restando sei te nel l'ostacolo. Sempre restando nel tennis, c'è una frase che riporta Timothy Galloway, che è un po' il papà del coaching. Okay. Lui in realtà ha scritto questo libro, The Inner Game of Tennis, il gioco interiore del tennis, e in questo libro lui analizzava le modalità con cui riuscire ad insegnare ai suoi allievi, ai suoi tennisti allievi, in maniera più efficace. Okay. E una cosa che lui, diciamo, dice in questo libro è: attenzione, perché l'avversario più forte che dovete affrontare, che dovrete affrontare, non sta tanto dall'altra parte della rete, ma sta al di qua della rete. Cioè, voleva dirgli: guardate che molto spesso siete voi che vi autolimitate, quindi non perdete perché l'altro è bravo, ma perdete perché voi vi siete autolimitati. Ecco che tutte queste vocine interiori alla fine non fanno altro che disturbarci, che distoglierci dal fare bene ciò che stiamo facendo. Okay. E se poi sul tema dell'autobiografia di Agassi, invece, secondo me c'è un bel passaggio sul discorso che facevamo legato all'autorealizzazione. Quanto noi, quando ci sentiamo allineati con ciò che facciamo, riusciamo a formare e stare bene. Lui in realtà, mi pare che nel libro dica che non era la sua il tennis non era la sua passione, no. In realtà era la passione del padre. Esatto, che lui ha preso, è stato obbligato praticamente a seguire durante la sua carriera, che però gli veniva benissimo.
lui è riuscito a diventare il numero uno al mondo, e lo è stato per tanto tempo, ma proprio perché stava seguendo un cammino che non era il suo, alla fine si è ammalato, alla fine è entrato nel tunnel della droga, nel tunnel dell'alcol, e solo quando è riuscito poi a trovare un senso più alto a ciò di quello che che faceva, esatto. a quel punto lì è tornato a stare bene. Che Ecco poi... il tema dell'autorealizzazione, darsi una risposta del perché noi siamo qui e sentiamo di voler fare delle cose. Che poi tra l'altro secondo me tipo cita, ci sono anche dei momenti che sono molto, che possiamo diciamo tirare fuori delle metafore rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto, che è che lui si circonda comunque di persone di cui ha massima fiducia, e quindi in verità la sua felicità era quasi data dalle relazioni che creava con il suo allenatore, con il suo coach, con tutte le persone anche care, quindi con le varie persone appunto che l'hanno circondato durante la sua carriera. Non vorrei fare spoiler, per quello sto più generico possibile, perché effettivamente se no togliamo l'attenzione magari per chi lo deve ancora leggere, però effettivamente il tema relazionale legato al tema del cambiamento, perché comunque ha queste persone che lo accompagnano appunto a migliorare e anche a cambiare leggermente la sua visione di quello che è questo gioco sportivo, che in verità non è solo uno sport, ma è un mondo, diciamo, veramente gigante. Assolutamente sì, e quindi ottimo questo spunto, perché effettivamente va a chiudere anche un po' il cerchio di alcuni discorsi che abbiamo fatto anche negli altri puntate. E se vuoi mi è venuta in mente un'altra cosa sul tema della nostra autorealizzazione, no? C'è una visione molto romantica che a me piace molto, perché a volte uno dice sì, ma caspita, da dove arriva questa mia missione in terra, no? Cioè questa mia autorealizzazione, da dove arriva, no? E mi piace molto questa visione romantica che hanno i cinesi. A me piace un po' la medicina cinese, quindi a volte leggo cosa. E i cinesi dicono che ognuno di noi ha un mandato celeste, e questo mandato celeste, nella loro visione, se vuoi un pochino romantica, per i cinesi il momento fondamentale, diciamo, della persona non è tanto il momento della sua nascita, cioè quando il bambino nasce a seguito del parto, quindi quello è il tempo zero, no? Per i cinesi, la medicina cinese, il tempo zero è il momento del concepimento, cioè quando lo spermatozoo e l'ovulo si uniscono, quell'istante lì, i cinesi dicono il Jing, cioè l'energia vitale, diciamo, maschile e quella femminile si uniscono. Ecco che non succede ancora niente fino a che non arriva lo Shen, un'energia sottile, una fiammella dall'universo, il quale dà il via alla vita. Ecco, loro dicono che in quella fiammella lì c'è dentro il nostro mandato celeste, cioè il motivo per cui tu vieni al mondo ti viene dato dall'universo nel momento stesso in cui si genera la tua vita. E loro dicono... Che poi non so se tipo è in Cina o in Corea che iniziano a conteggiare i tuoi anni da quando appunto sei già nel pancione della mamma. Mi sa che tipo questa cosa qua è in Corea forse. Secondo me è la stessa, hanno forse lo stesso approccio, perché anche in Cina loro dicono che il momento fondamentale, e quindi diciamo anche come gli astri sono posizionati, è rispetto al momento del concepimento. E loro dicono anche, proprio restando anche sul concetto di felicità, guarda che siccome questa fiammella che viene innestata in te in realtà è qualche cosa che tu hai dentro, ma non hai la capacità, cioè non ne hai conoscenza. Quindi loro dicono, prima tu riuscirai attraverso un percorso interiore a leggere questo messaggio che c'è dentro di te, e quindi prima tu inizierai a metterti nella direzione, ok, che se vuoi l'universo ti ha dato o che ti sei scelto, poi mettila un po' come vuoi, e prima tu andrai a percorrere quella strada che ti porterà verso un maggior benessere, verso una maggiore felicità. Ecco quindi che per esempio anche Agassi molto probabilmente stava percorrendo una strada dove riusciva bene, perché è arrivato a essere il numero uno, ma non era la sua strada. E quando non stiamo nella nostra strada, fortunatamente c'è qualcosa che ci informa che non è quello il nostro percorso, e quindi magari ti ammali, e quindi magari non stai bene, cioè hai tutta una serie di campanelli d'allarme che ti dicono
oh, io te lo sto dicendo con le buone, Chiaro. guarda che è la tua direzione quella. Però ovviamente più tu insisti e più tu vai avanti, Più più ti il fai messaggio male. è forte, perché è un messaggio che è, diciamo, che vuole arrivare a un buon fine, cioè al fatto di farti capire che sei sulla strada sbagliata. E Agassi molto probabilmente a un certo punto l'ha capito in una maniera anche molto forte, ha sofferto, ecco magari anche il cambiamento legato a una sofferenza, Sì. a quel passaggio che dicevamo, ha lavorato molto su se stesso e poi si è messo sul sentiero corretto, e da lì poi tutto è andato in maniera diversa, e anche il suo benessere e la sua felicità ne hanno tratto giovamento. Ma quindi secondo te il cambiamento va accettato in priori o comunque va prima capito e poi accettato? Perché il mio sospetto è che uno, come dire, finché non c'è dentro, finché non riconosce un certo tipo di cambiamento, magari drastico della propria vita, non ci pensa. E quindi magari prima cerchi di contrastarlo. Cioè, ad esempio, sto pensando, hai un bellissimo lavoro, però qualcuno, nel senso, cioè, entra qualche motivazione che te lo farà cambiare in un futuro, e la prima cosa che fai non è iniziare già a pensare al lavoro che vorrei fare dopo, ma è come posso stare in questa situazione, e solo dopo che sono obbligato a cambiarlo accetto il cambiamento. Quindi secondo me c'è tanto percorso da fare, cioè alla fine uno pensa al cambiamento, la prima cosa da fare è la resistenza, cioè prima provo a resistere e dopo effettivamente è difficile accettare, come dire, senza porsi le domande, ecco. Hai assolutamente ragione, qui torniamo un po' se vuoi sul tema della conoscenza, no? Per esempio, sto sull'esempio che hai fatto te, no? Ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, una buona posizione, perché dovrei cambiare, no? Esatto. E però non sto bene. Ecco, per esempio in questo caso qui, secondo me può essere molto utile chiedersi quali sono i tuoi valori di riferimento. Per esempio una volta un amico mi ha fatto ragionare su quelli che sono i miei valori di riferimento. Ecco che per esempio nel momento in cui tu vai a trovare i tuoi valori e quindi la tua bussola, poi capisci anche eventualmente la chiave per cui provi delle sensazioni non piacevoli in alcuni ambiti. Vi spiego meglio. Io ho un buon lavoro, ho un buon stipendio, una buona posizione. Per il pensare comune, caspita, dovrei essere felice. È a posto. Sono a posto, ho fatto bingo, cioè ho tutte le cose. Se tu chiedi a una persona, ma dice, ma caspita, cioè perché vai via? Cioè hai tutte Chiaro, le cose che io sei in una posizione corretta. Esatto. Però se la persona magari nel valutare quali sono le cose importanti per lui, le cose più importanti, quindi i suoi valori fondanti, non c'è il denaro, non c'è il desiderio di una posizione, non c'è il desiderio di potere, cioè questi sono dei valori che stanno agli ultimi posti, e magari ai primi posti ce ne stanno altri, la condivisione, l'amore, la famiglia. È ovvio che tu non stai bene, e quindi nel momento in cui capisci questa cosa e vedi questa dissonanza tra ciò che hai e quanto poco è importante per te, e invece ciò che non hai quanto è importante per te, secondo me andare verso il cambiamento è più semplice. Ok. Riesci ad accettare in maniera diversa il fatto di lasciarti scorrere verso quello che è il cambiamento che ti porterà a una condizione di maggior benessere. Se no, stai in quella condizione che dici tu, ma tutti intorno a me dicono che sono nella posizione giusta, esatto, e non riesco a convincermi che qui sto bene. Ma non è una questione di autoconvincersi, è una questione che se non sei nel tuo avrai sempre qualcosa che ti dice che da lì ti devi muovere per andare da un'altra parte. Guarda, tra l'altro, dato che stavamo parlando di libri, ho finito di leggere tra l'altro qualche giorno fa un libro che si chiama Cecità di José, non so la pronuncia, Saramago, comunque tipo è premio Nobel per la letteratura e tutto, ed è incredibile anche perché comunque ipercontemporaneo, perché in pratica parla di un'epidemia, tanto per cambiare, nel senso, quindi c'è questa epidemia che dilaga nella terra, l'unica cosa è che ti toglie la vista. Cioè, ad un certo punto nel libro, anche in questo caso qua non voglio fare spoiler perché è pieno di colpi di scena, però cosa succede? C'è una prima persona che si ammala, perde la vista e vede tutto bianco. Al posto di vedere nero vede tutto bianco, e pian piano questa cosa qua è contagiosa, non si capisce come, non si capisce cosa, però
tutte le persone che circondano questo primo malato appunto diventano cieche, e quindi c'è tutta questa storia appunto di questo gruppo di persone, tra cui chiaramente ci sono i protagonisti e diciamo i personaggi che ruotano attorno a questa storia qua. Però la cosa interessante è che tutto il mondo cambia di colpo perché tutti diventano ciechi. E la cosa assurda è che ci sono persone che si adattano, altre meno, e cambiano completamente anche tutto quello che è importante. Perché effettivamente se tu ci pensi, tipo ad esempio i vestiti in quel libro lì non hanno più nessuna importanza, cioè l'unica importanza è coprirti e non è più importante invece quello che è estetica. O tipo ad esempio anche le case diventano di tutti, cioè perché l'importante è un tetto, non è tanto è il mio tetto. E quindi secondo me tipo è un po' denso, è un po' impegnativo come libro, perché comunque ha un lieto fine, però diciamo che nel lieto fine muore tipo 3/4 dei protagonisti, quindi come dire è abbastanza intenso, come ci sono anche dei momenti abbastanza diciamo crudi, ecco, come storia, però molto interessante perché rispetto al cambiamento penso che effettivamente ti fa riflettere. A me sinceramente ha fatto riflettere un sacco sulle cose che diamo scontate, e se ti manca appunto un po' la terra sotto i piedi, tipo se ti manca la vista, quante cose ti potrebbero cambiare. Quindi sicuramente una cosa che spero che non capiti mai a nessuno, perché comunque effettivamente è importante, ecco, come cambiamento. Penso che sia anche molto difficile da accettare, però secondo me anche questo libro qua, come narrativa, come storia, sicuramente ti fa porre qualche piccolo punto di domanda su certi tipi di situazioni appunto che affronti. Io vorrei chiederti, Matteo, se come sempre hai qualche consiglio, magari più dal punto di vista, cioè un consiglio concreto, ecco, che è sempre facile da fare, comunque che può iniziare a farti fare un certo tipo di percorso, che anch'io tipo già da stasera, oltre al diario e oltre di fare praticamente i giochi dei fogli, di scrivere dove voglio arrivare, appunto, che magari qualche strumento che mi puoi dare per accettare di più questi momenti. Guarda, mi è fatto venire in mente un piccolo esercizio quando hai parlato del libro, dove dicevi che il perdere la vista è un cambiamento, è uno scuotimento, diciamo, importante, che senza dubbio ti porta a farti delle domande ed eventualmente a apprezzare cose in maniera diversa. Ecco, l'esercizio è questo. Non chiedo di perdere la vista, ma di provare a introdurre nella tua vita, in questo caso, un cambiamento, un piccolo cambiamento, ma veramente piccolo, Per esempio, non lo so, domani mattina, per quando ti alzi, prova ad aprire, non lo so, la porta, non con la mano destra con cui la apri sempre, ma prova a concentrarti sul fatto di aprirla con la mano sinistra, piuttosto che lavarti i denti con l'altra mano, o se vai in ufficio e quindi devi fare sempre quel tipo di strada, prova a iniziare a fare una strada diversa. E con la logica del diario, appuntati le cose che hai scoperto grazie a questo piccolo cambiamento che hai fatto. Appuntati quali sono state le cose nuove, quali sono state le emozioni in più che sei riuscito a provare, e questo secondo me può essere un buon esercizio che parte da cose veramente piccolissime, che però ti consente di entrare in una fase di allenamento, quasi di palestra, al cambiamento. Perché nel momento in cui tu inizi ad accorgerti che anche da piccoli cambiamenti nascono cose significative, cose importanti, questo secondo me toglie un pochino il freno a mano nel momento in cui perché ti abitui, cambiamento. perché ti abitui a cambiare. Perché ti abitui ad accettare il cambiamento continuo e ti abitui anche, e sei portato a vedere quali sono le cose positive che portano, no? E quindi in realtà nel momento in cui vedi il bicchiere mezzo pieno sei anche maggiormente facilitato ad andare verso un cambiamento. Chiaro che se non sei allenato e del cambiamento vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto, difficilmente tu andrai. Quindi questo può essere un piccolo allenamento. Ma poi, proprio in tema di libri, parlando di libri, me ne è venuto in mente un altro. È un libricino questo che ho letto anni fa e l'ho trovato un po' per caso, perché sono quei classici libri che trovi alla cassa delle librerie, quelli che magari pensi siano anche un po' stupidini, no? Cioè quelli piccolini per formato e che trovi lì, che ti sembrano un po' come le tic tac quando vai al supermercato alla cassa, no? Invece mi sono messo lì a sfogliarlo un attimo e mi è piaciuto.
e si chiama Chi ha spostato il mio formaggio. Tra Ok. l'altro è un bestseller, quindi è un librettino, se vuoi, leggero, perché è piccolino, si legge in una Ma per mezz'ora, bambini? Cioè sono tipo i libri, quelli per bimbi, che però in verità sono anche per adulti, tipo Kung Fu Panda? Allora, bravo, questo ha un messaggio che può essere rivolto a un pubblico molto ampio. Ok. Quindi lo può leggere un bambino e portarsi a casa dei concetti, lo può leggere un adulto e portarsi a casa dei concetti. E la storia praticamente è veramente simpatica perché è la storia di due topolini e di due gnomi che vivono all'interno di un labirinto. Questi due gnomi e due topi in realtà che cosa hanno? Hanno come scopo quello ogni giorno di andare a rifocillarsi perché in un punto del labirinto qualcuno o per qualche motivo c'è del formaggio. Ok. Ecco, questa è la storia di quello che succede a questi due topolini, a questi due gnomi nel momento in cui quel formaggio che fino al giorno prima era sempre presente lì, si materializzava lì, da un momento all'altro non c'è più. Ed è l'approccio al cambiamento, quindi questi quattro esserini devono gestire questo cambiamento che per loro è tremendo perché vuol dire non avere più niente da mangiare. E lì si vede l'approccio, le quattro tipologie di approccio e ognuno di noi, se vuoi, si può rivedere in una delle quattro tipologie. I topolini sono un po' più istintivi, un po' più animali se vuoi, e quindi anche portati a un adattamento più rapido. Okay. Mentre gli gnomi hanno caratteristiche un po' più umane, quindi Okay. un po' più, cioè, un po' più contorti, no? E quindi non vi dico di più, però vi consiglio questo libro proprio come metafora del cambiamento. La cosa più assurda è che nel libro Cecità, che ti dicevo prima, in verità c'è una situazione molto simile, che non ci avevo fatto caso, però perché i primi malati, è bello perché tu passi dalla parte positiva, io invece te la butto subito nel dramma di quel libro lì, vengono internati, vengono proprio messi in quarantena in un manicomio. E c'è sempre questo discorso che l'unico contatto con l'esterno è il cibo che gli arriva. E quindi effettivamente anche lì si dividono in più gruppi. Sembra fatto apposta, ma tipo non lo è. Si dividono in più gruppi in cui ogni gruppo ha una reazione diversa. C'è chi diventa più scontroso, chi invece cerca la stabilità e cerca di creare una gerarchia di regole. E è bello perché ci sono questi due paragoni, ecco, tra sicuramente due piani diversi di racconto, però è interessante. No, è vero, perché vedi, a volte anche il capire qual è il nostro approccio al cambiamento, magari anche che passa attraverso la lettura di un libro in cui ci riconosciamo nell'approccio di un protagonista piuttosto che di un altro, è un elemento che parla di noi e magari ci fa capire qual è il tipo di approccio che abbiamo al cambiamento ed eventualmente anche ci rende possibile cambiare il nostro approccio al cambiamento. Giustamente. Quindi ottimo, diciamo, lo spunto tuo, che è molto simile a quello del libro che consigliavo io e che veramente è qualcosa che in 45 minuti, direi massimo un'ora, si legge. È molto leggero, però devo dire che intenso, ti fa riflettere ad un livello di profondità che non penseresti. Ok. Guarda Matteo, ti ringrazio anche oggi per questi bellissimi discorsi e dialoghi. Mi piacerebbe che durassero 14 ore, però lo vedo un po' difficile, però tipo secondo me ci si potrebbe arrivare, dato che la chiacchiera non ci manca né a uno né all'altro. Ti ringrazio di questi temi e di essere insomma partecipe, di aver condiviso tutte queste tue informazioni e cosa dire? Auguro a tutti sicuramente di trarne i vantaggi, che ognuno, la riflessione che ognuno può portare a casa da questi tipi di discorsi. Io sicuramente non ho avuto tempo di appuntarmelo adesso durante il discorso, ma me lo riguarderò, mi appunterò 2 o 3 passaggi. Ti ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille Matteo.